Io sono un infermiere, ex infermiere professionale, ho perso il lavoro perché la Guardia di Finanza ha chiuso la cooperativa per cui lavoravo io. Quale cooperativa? Era la New Sanity Card, una cooperativa che era in Sardegna, la Guardia di Finanza l'ha chiusa e 21 infermieri ci siamo trovati in mezzo alla strada. A 53 anni, cioè nel dicembre 2011, mi sono trovato senza lavoro. Sono andato a Roma pensando di poter trovare lavoro, c'è un sacco di cliniche, ospedali, altre cose, però hai un'età là per cui sei vecchio per poter lavorare, cioè non ti danno lavoro. Ho fatto una forma di protesta, sono stato sul tetto del Capitolio, mi sono dato fuoco a Montecitorio e altre cose, però senza avere nessun riscontro da parte dei politici. Per 2 anni sono stato giorno e notte a Montecitorio, niente, i politici non si fanno parlare, cioè, ti vedono per strada, non si fermano neanche anche se tu li chiami, altre cose. Perciò per lo Stato sei un invisibile, sei una persona inutile e se loro potessero cancellarmi, ma come faceva Hitler, lo avrebbero fatto sicuramente. Ora mi trovo qui a Catania, però Lei di dov'è? ed è c'è la stessa cosa, non conosci nessuno, paghi per la città, diciamo inutilmente, non hai un posto per dormire perché nessuno ti aiuta. Cioè, mi dicono sì, ma c'è la Caritas e altre cose, ma io sono un italiano, io non sono un extracomunitario, ho bisogno della Caritas o Sant'Egidio oppure qualche altra cosa, perché sono tutte associazioni che secondo me dovrebbero essere cancellate pure quelle, perché sono un'associazione soltanto per scopo di lucro e altro.